Pronti? 1, 2, 3. Buona la prima, rompe Columbus Gaps e va davanti il 4 di Corcovado. In Numero seconda posizione 2 Charlize Columbus Run, Gaps, Moon, in terza Claudia Fegg. È squalificato. partito bene Cézanne Griff che rendeva 20 metri ma sbaglia ad imboccare la prima curva. E così Corcovado e Charlize Run, Moon Numero si 10 isolano in Cézanne vantaggio. Griff, Claudia Fegg in terza squalificato. posizione, Clelia Dei Daltri in quarta, rimane allo scoperto Country Matley, mentre allo steccato c'è il 7 di Ciliberti, in seconda pariglia al largo Bolero di Poggio. E intanto Country Matley prova ad avanzare allo scoperto con Corcovado che rimane al comando, 39 per i primi 400 metri. Aveva provato a fermare un po' Gianvito D'Ambroso, vede arrivare Country Matley all'esterno e non vuole lasciarla sfilare. E così si riaccelera i 600 in 46,6. Sbaglia Country Matley e lascia così al comando Corcovado. Di fuori scoperto Numero Conrad 5 Di Poggio, Country che va a Matley, chiedere squalificato. questa volta a ottenere strada. Terzo allo steccato rimane Charlize Run, Moon, mentre di fuori scoperto c'è Costante Jet. Quarta alla corda Claudia Fegg avanti a Ciliberti, che è andata a fare la seconda pariglia esterna, mentre il leader che ha sfondato da meno 20 ora rallenta. 1:17,6 il primo chilometro per Conrad Di Poggio, che guida sempre su Corcovado e Costante Jet. Ciliberti in seconda pariglia avanti a Cole K del Ronco e quindi campione RAL. Davanti alle tribune un paletto in 15,2 con sempre Conrad Di Poggio all'avanguardia. Costante Jet sollecitato all'esterno per tenere il contatto. Corcovado che si mantiene secondo alla corda, anche se sta guadagnando qualcosa ora Conrad Di Poggio, che allunga sulla curva di destra, una frazione in 15,3, prova a muovere in mezzo alla pista Ciliberti. Corcovado che cerca di non perdere le tracce di Conrad Di Poggio. Charlize Run, Moon chiusa allo steccato, viene via Ciliberti portandosi in scia tutto il treno esterno con le K del Ronco e campione RAL. La dritta di là passata in 14,6 da Conrad Di Poggio, che è in vantaggio nei confronti di Ciliberti, che prova a scavalcare Corcovado, quindi con le K del Ronco e Charlize Run, Moon, gli altri più indietro con Conrad Di Poggio in vantaggio. Ciliberti che va all'attacco, poi con le K del Ronco e Charlize Run, Moon, la piegata conclusiva passata in 15,3, in vantaggio Conrad Di Poggio. Ciliberti che prova ad attaccare, va di dentro Charlize Run, Moon, poi con le K del Ronco Conrad Di Poggio che si difende da Ciliberti e Charlize Run, Moon. Conrad Di Poggio che vince su Ciliberti, poi al terzo Charlize Run, Moon. 1:17,4 ragguaglio cronometrico, il percorso netto di Conrad Di Poggio, che sfila a condurre e vince con Massimo Barbini in sediolo per la scuderia Mistero. La vittoria del figlio di Trixton e Nuvola Di Poggio, che rivediamo vincere facile nel finale. Il numero 8 e la giubba tricolore della Mistero a primeggiare. Al secondo posto Ciliberti, al terzo Charlize Run, Moon.